25 aprile, 3/4 di secolo dopo, tempo brevissimo e lunghissimo, insieme la trasmissione di una memoria condivisa e decisiva per la tenuta stessa della nostra democrazia. Da Venezia una nuova generazione di storici ci prova, sfruttando il potenziale dei social in rete. Luca Colombo e Claudio De Zan. I giovani non avevano un castello che si era fatto da soli, io l'ho trovato. Il castello suo senza fondamenti, come quello che ha fatto il canaro dei cani sulla neve, che usano via neve e si casca tutto. Come canne piantate nella neve, pensava al futuro Ines Mumeni, staffetta partigiana a Mira, preoccupata che per i giovani la Repubblica Democratica nata dal 25 aprile 1945 finisse per diventare un canaro, un canneto senza radici. È fra le 5 voci di partigiani che scandiranno i giorni fino al 1° maggio in rete sui canali Facebook, Twitter e Instagram di Iveser, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Interferenze resistenti, progetto di 3 giovani storici, passare a giovani come loro, usando gli stessi mezzi, il testimone della liberazione dal nazifascismo. Storia di una complessità che interferisce nel presente. Ha delle storie dietro, tutte diverse, e ha delle idee politiche diverse all'interno della stessa resistenza. Hanno attivato e attivano il discorso pubblico attorno alla storia della resistenza nell'Italia del dopo 25 aprile. Il 25 aprile non è ancora la vittoria di tutti. Le sirene della riconciliazione non vorrebbero far più differenze, ma le scelte non furono ugualmente degne davanti a quel bivio della storia. Da una celebrazione arroccata, senza slancio, non spunterebbe più il fiore del partigiano, sarebbe un canneto sulla neve. Può arrivare a tutti e deve arrivare a tutti per ristabilire un terreno comune su cui fondare la nostra società.